Tragedia a Padova, 21enne iscritto al terzo anno della scuola galileiana, trovato morto all'interno della cittadella universitaria. Fatale un volo dall'ultimo piano dello studentato, lo shock dei compagni dell'Ateneo. L'allarme dello psicologo Casteller: stiamo assistendo ormai ad una sorta di pericolosa epidemia che va fermata al più presto, ma i segnali del disagio sono sempre più difficili da cogliere. Adolescente vicentino vuole uccidere la madre perché secondo lui lo opprime, ma prima di compiere il delitto si sfoga in confessione con il parroco che lo convince a desistere. Il racconto del sacerdote. 'Ndrangheta nei cantieri ferroviari, 8 arresti della Guardia di Finanza tra Verona e la Lombardia, sequestrati beni per 2,5 milioni di euro. Maxi udienza pubblica, la consulta chiamata ad esprimersi sulla costituzionalità della legge sull'autonomia dopo i ricorsi di 4 regioni di centrosinistra. La sentenza entro metà dicembre. 5 anni dall'acqua grande che ha messo in ginocchio la città. Da allora ci sono ancora centinaia di veneziani che attendono i rimborsi. Il PD all'attacco: devono essere una priorità, così come i finanziamenti della legge speciale. 21 anni fa la strage di Nassiriya, a Treviso l'omaggio ai caduti e il desiderio che parte dai ragazzi per una pace duratura. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Questi i titoli, ma subito in apertura il sondaggio di questa sera sul progetto relativo all'accoglienza dei migranti in Albania. Sapete che i 7 migranti che erano ospitati lì sono tornati in Italia, in Basilicata, nella notte per decisione del giudice di Roma. Allora vi chiediamo: migranti in Albania, il progetto è fallito? 0422 1626 691 se la vostra risposta è sì, 0422 1626 690 se la risposta è no. L'esito questa sera nel corso di Ring. Veniamo con la tragedia questa mattina a Padova, dove un ragazzo poco più che ventenne è stato trovato senza vita all'interno della cittadella universitaria. Fatale per lui un volo dall'ultimo piano dello studentato dove viveva. Si tratterebbe di un gesto estremo. Allievo della scuola galileiana, un talento per la matematica che lo aveva portato a partecipare ed arrivare terzo alle Olimpiadi della matematica quando era al liceo. Il 21enne, che si è gettato dall'ultimo piano dello studentato dell'ESU, che ospita gli iscritti alla scuola di studi superiori, era arrivato a Padova dall'Umbria per studiare matematica, la sua passione. Nella notte il tragico volo nel vuoto dalla terrazza del tetto dell'edificio universitario. Il suo corpo è stato trovato in mattinata all'interno della cittadella universitaria di Via Venezia, che ospita anche i dipartimenti di psicologia. Sarebbe stato un gesto volontario. La polizia e il medico legale intervenuti sul posto per i rilievi non avrebbero dubbi. Il giovane però non ha lasciato biglietti per spiegare il suo gesto. La notizia della morte di uno studente della scuola galileiana ha lasciato in tutte e tutti noi un profondissimo sgomento per l'intera comunità che forma la scuola, e oggi quindi è un giorno di immenso dolore e silenzio, ha affermato in una nota Gian Guido Dall'Agata, direttore della scuola galileiana di studi superiori dell'Università di Padova. Per i compagni sotto shock è stato organizzato un incontro di condivisione di quanto accaduto con il supporto di psicoterapeute dell'Ateneo. Tutti gli allievi della Galileiana hanno voluto condividere un ricordo del loro compagno, definendolo un gigante buono. Vogliamo ricordarlo per la sua estrema dolcezza e disponibilità con tutti noi. La sua gentilezza e la capacità di mettere a suo agio chiunque parlasse con lui ci mancherà tutti i giorni. Bastava anche un solo accenno a un dispiacere di qualsiasi entità e natura perché si preoccupasse e offrisse il suo supporto, hanno scritto i compagni. La salma è già stata messa a disposizione dei familiari. Purtroppo nell'ultimo periodo è il secondo studente dell'Università di Padova che si suicida gettandosi nel vuoto. A settembre un 23enne di Romano De Zelino con la tesi nello zaino si era gettato da Palazzo Europa nel cuore della città. E a Vicenza è giallo sulla morte di un ragazzo di 20 anni. Tutto è accaduto nella zona della Riviera Berica, dove il giovane a casa ha detto alla madre che sarebbe uscito in terrazzo al terzo piano della palazzina per fumare. Dopo un po' però la madre stessa lo ha visto nel cortile condominiale, dove era precipitato ancora vivo ma agonizzante. 2 le ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori della questura: una caduta accidentale oppure un gesto volontario. Fatto sta che i medici del SUEM, intervenuti subito sul posto, hanno portato il ragazzo all'ospedale San Bortolo in gravissime condizioni e proprio nel reparto di rianimazione il giovane è morto poco dopo l'arrivo. Il dramma degli studenti che si tolgono la vita, ne ha parlato lo psicologo trevigiano Mirko Casteller, intervistato dal nostro direttore Luigi Bacialli. Siamo in presenza di un'epidemia
La sensazione è che questa sia una vera e propria malattia, ancora una volta loro fare un passo in quel grattacielo è in realtà un passo nella non vita, andare oltre in assenza totale di emozioni. Spesso succede, quello che stupisce è che non esprimono segnali preventivi e non hanno elementi importanti in termini emozionali. Il suicidio una volta era in qualche modo segnato da elementi sui quali noi riuscivamo a individuare. Oggi sembra un nato normale. La cosa paradossale è che sembra che questi comportamenti facciano parte della quotidianità ed è sempre più difficile individuare gli elementi significativi, preventivi. Un adolescente vuole uccidere la madre, ma lo confessa al prete che lo convince a desistere. La sua storia scioccante è stata rivelata durante l'omelia di domenica scorsa. Un sedicenne in crisi medita di uccidere la madre nel sonno, un gesto eclatante su cui riflette da tempo, giorno e notte, ma che prima di mettere in atto rivela a padre Gino Quattrini, il rettore della chiesa di San Gaetano, durante la confessione. Lui aveva difficoltà a dialogare con la mamma e la mamma gli imponeva sempre quello che doveva fare, non gli lasciava libertà di scelta anche nelle cose più semplici. In un paio di scarpe mi diceva lui che devo comprare, devo chiedere il permesso, cioè devo dire mamma io preferirei quello, mia mamma no, inflessibile. E allora quando è così ha detto vedevo che mia mamma era un ostacolo alla mia vita. E mi ha tirato fuori sto punteruolo dicendo che io con questo la voglio uccidere mia madre perché mi ostacola nell'autodeterminazione. Provvidenziali le parole espresse durante l'omelia del sacerdote che hanno acceso la speranza nel cuore del ragazzo. E nell'omelia io ho parlato della luce, lui mi diceva io non riesco a trovare luce nella vita e non mi sento uomo. Ma non si riferiva lui al sesso, uomo, genere, no, si riferiva al fatto che i genitori lo consideravano un bambino ancora e diceva invece sono maturo, capisco quali sono i problemi. Un'esperienza significativa che il sacerdote ha voluto esporre anche alla comunità durante la messa domenicale. Dal ragazzo Don Gino ha ottenuto la fiducia e l'autorizzazione a raccontare in forma anonima il suo caso. Il sedicenne ha voluto anche consegnargli il punteruolo. L'ho restituito. Certo, ho detto no, tienilo tu questo, perché poi era un attrezzo che mi ha detto lui che faceva parte dei ferri che aveva il padre. È sicuro adesso in questo momento? Sì, lui mi ha detto che mi viene a trovare, ci siamo dati già appuntamento. Oggi al liceo Tito Livio di Padova, giornata di lezioni e nessuno vuole parlare dopo le polemiche per il minuto di rumore negato dal preside agli studenti del liceo classico padovano dove Giulia Cecchettin aveva studiato. Sta facendo più rumore un rumore negato che la semplice richiesta di farlo espressa dagli studenti. Il rifiuto del preside del liceo Tito Livio, la scuola frequentata da Giulia Cecchettin, di fare un minuto di rumore nel giorno dell'anniversario dell'uccisione della 22enne di Vigonovo ha sollevato un polverone di polemiche in una giornata che doveva essere di unità di intenti nella lotta contro la violenza di genere. Secondo l'assessore alla scuola del comune di Padova, Cristina Piva, la richiesta degli studenti andava assecondata. Volevano ricordarla proprio con questo gesto, perché si vuole togliere questo delitto dall'anonimato. Deve essere una cosa che deve fare scalpore, come ha fatto, deve fare rumore. E credo che questi ragazzi volessero anche esaudire la richiesta della sorella e ricordare Giulia in questo modo, muovere l'opinione pubblica, scuoterla da questo torpore. Secondo me i ragazzi avevano una richiesta legittima. Il dirigente scolastico del Tito Livio con una lettera aveva invitato al silenzio ed accendere una candela, mentre gli studenti avrebbero preferito fare un minuto di rumore, un rumore che in questi mesi ha portato molte donne a denunciare, come ha ricordato la consigliera regionale Elena Ostanel. Nelle scuole, se gli studenti chiedono di fare rumore, io credo
sia giusto lasciarglielo fare, perché è proprio da qui che nasce la consapevolezza per le donne di dover denunciare, ma della società in generale di dover prendersi carico della violenza contro le donne, che sappiamo essere un'emergenza. Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin le richieste di aiuto sono aumentate, segno che se noi alziamo la voce e la facciamo emergere, le donne possono essere più sicure. La consigliera comunale di Fratelli d'Italia, Elena Cappellini, invece non interviene sulla polemica del minuto di rumore negato, ma sottolinea la necessità di parlare ai ragazzi. Ricordo infatti che si sta pensando, io mi auguro che anche l'Università di Padova possa contribuire in questo, a corsi e lezioni specifici proprio per i più giovani, per saper approcciare e capire i sentimenti. 'Ndrangheta nei cantieri ferroviari, 8 arresti della finanza tra Verona e la Lombardia, sequestrati beni per 2,5 milioni di euro. Fatture per operazioni inesistenti emesse nei confronti di società assegnatarie di appalti pubblici per la manutenzione delle linee ferroviarie e metropolitane nazionali e una gestione truffaldina della manodopera. Si muovevano così le ditte riconducibili a un'associazione criminale di matrice 'ndranghetista al centro dell'inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Milano, che ha portato nelle scorse ore a 8 arresti tra le province di Verona, Lodi e Crotone. Sono stati i finanzieri dei comandi provinciali dei due centri, Veneto e Lombardo, insieme al GICO di Catanzaro, a eseguire l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Milano. In carcere 2 degli arrestati, ai domiciliari gli altri 6. Per alcuni è stata riconosciuta l'aggravante dell'aver agevolato la cosca Arena Nicoscia. La Guardia di Finanza ha ricostruito numerose operazioni commerciali eseguite dai membri di una famiglia calabrese che da anni si erano stabiliti tra Verona e Lodi. Operazioni messe in atto attraverso una serie di imprese, alcune delle quali già destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia. 'Ndrangheta inserita nei cantieri ferroviari nazionali, quindi bancarotta fraudolenta, false fatturazioni, evasione fiscale e riciclaggio, le accuse contestate a vario titolo, insieme al sequestro di beni per 2,5 milioni di euro, quote societarie, immobili, mezzi di trasporto e conti correnti. Anche la percezione del tutto illegittima di contributi per quasi 1 milione di euro derivanti dal Fondo europeo per lo sviluppo rurale. Maxi udienza pubblica alla Consulta, alla Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla costituzionalità della legge sull'autonomia dopo i ricorsi di 4 regioni del centro-sinistra. La sentenza entro metà dicembre. È attesa nelle prossime settimane la decisione della Consulta sulla costituzionalità della legge sull'autonomia differenziata, questione sollevata con i ricorsi di Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, che hanno impugnato la norma nella sua totalità e anche con riferimento a specifiche disposizioni. La Corte Costituzionale si riunirà a partire da domani in Camera di Consiglio, mentre la sentenza sarà depositata entro metà dicembre, quando è prevista anche la decisione della Cassazione sull'ammissibilità dei referendum abrogativi. Questo quanto deciso nella maxi udienza pubblica della Corte Costituzionale, chiamata ad esaminare le questioni collegate all'interpretazione dell'articolo 116 in relazione all'attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Alcune delle questioni attengono alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia per quanto riguarda la fonte e il procedimento di determinazione, sia a proposito dell'individuazione delle materie e per il trasferimento delle funzioni. Altre questioni riguardano il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione, altre ancora coinvolgono le modalità di finanziamento delle funzioni trasferite. Come primo atto, nel corso dell'udienza, la Corte Costituzionale aveva ammesso gli interventi ad opponendum di Veneto, Piemonte e Lombardia contro i ricorsi delle 4 regioni di centrosinistra. Una decisione con la quale, spiega il Presidente Zaia, la Consulta ha riconosciuto l'interesse del Veneto a difendere la legge sull'autonomia e il diritto a vedere rappresentate le sue ragioni nel processo. Questa decisione segna un rilevante risultato che conferma la correttezza della volontà della Regione del Veneto nella difesa di una legge che delinea il procedimento volto a garantire forme maggiori di autonomia, e questo è il nostro obiettivo, ha concluso Zaia.
Questa legge non toglie garanzie ma cerca di sburocratizzare la scommessa e far funzionare meglio le cose, quanto dichiarato dal costituzionalista Mario Bertolissi nel pool di avvocati del Veneto. Ci opponiamo alle loro interpretazioni della Costituzione, non ci convincono e ci pregiudicano, ha invece spiegato in aula Marcello Cecchetti, avvocato della Regione Piemonte. 5 anni dall'acqua grande che ha messo in ginocchio Venezia. Da allora ci sono ancora centinaia di veneziani che attendono i rimborsi. Il PD va all'attacco, devono essere una priorità, così come i finanziamenti della legge speciale. Questa sera l'acqua della laguna tocca quella del mare. Disastro. Sono trascorsi 5 anni dalla sera di quel 12 novembre, quando la marea arrivò a un picco di 187 centimetri, la seconda più alta nella storia della città. Da allora le cose sono cambiate, a partire dal Mose, che ora permette di tenere la città all'asciutto per la maggior parte delle volte. Ma ci sono ancora questioni aperte, come evidenzia il senatore PD Martella. A 5 anni dal 12 novembre 2019 non possiamo che ricordare l'acqua grande, quell'evento tragico che ha profondamente ferito la città di Venezia. E nel ricordare quell'evento dobbiamo però anche avere una priorità. Tutte le persone, le famiglie, le aziende che hanno subito dei danni devono essere rimborsate. Purtroppo non è ancora così, bisogna farlo e bisogna farlo velocemente. La struttura commissariale per l'emergenza, affidata a suo tempo, ha erogato finora oltre 155 milioni di fondi statali, ma le pratiche della lettera E, quelle relative alle richieste più onerose, non sono ancora chiuse. A fronte di 1244 istanze, infatti, ne sono state saldate 455. Qualcuno nel frattempo ha rinunciato, ma per circa 600 cittadini gli approfondimenti sono ancora in corso. Per Venezia però c'è anche un'altra priorità. Venezia deve continuare ad essere protetta. Per farlo è necessario finanziare la legge speciale. Da 2 anni il governo di centrodestra non mette un euro per Venezia e invece è necessario mettere delle risorse per fare in modo di salvaguardare il nostro patrimonio, di valorizzarlo, di recuperarlo. È per questo che nella legge di bilancio abbiamo proposto degli emendamenti, mi auguro che il governo li accolga perché ne va del futuro della nostra città. Acqua Grande dunque 5 anni dopo, e per non dimenticare domani alle 21 su Antenna 3 vi riproporremo l'Apocalisse di Venezia, il documentario di Media Nord-Est con le voci e le immagini di quei drammatici giorni. E 21 anni fa invece la strage di Nassiria a Canizzano, quartiere di Treviso, l'omaggio ai caduti e il desiderio che parte dai ragazzi per una pace duratura. Questo è un messaggio importantissimo che, ragazzi, voi oggi lanciate alle istituzioni, è un grido di pace che si unisce alle istituzioni, che si unisce alle associazioni combattentistiche ed è anche una preghiera che va rivolta agli adulti. Parte dal messaggio che lanciano i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Felis, senti il sindaco di Treviso Mario Conte, per onorare il 21° anniversario dell'attentato di Nassiria in Iraq, che miete 28 vittime, di cui 19 italiani. Obiettivo dei kamikaze la base maestrale in cui erano di stanza i carabinieri, impegnati in una missione di pace. A Canizzano la via e la stele spezzata per onorare i caduti, con il sindaco che per parlare di pace ai ragazzi si rifà al bombardamento di Treviso. Qualche mese fa ci siamo trovati il 7 aprile in Piazza dei Signori a ricordare i morti del bombardamento della città di Treviso. Oggi stiamo celebrando questa giornata e in questo momento, se ci fosse un contavittime, sarebbe in movimento, perché in questo momento ci sono delle vittime civili e militari in Ucraina piuttosto che in Medio Oriente. Quindi significa che l'adulto non ha ancora capito come si vive in pace. Quindi grazie per essere qui. Non è che voglio caricarvi di una responsabilità, vi chiedo semplicemente di rimanere come siete, perché se lo farete il mondo sarà davvero un mondo di pace. Accanto al comandante provinciale dell'Arma, un testimone diretto della strage, a sua volta ferito nell'attentato.
Qua vicino a me il vice brigadiere Matteo Stefanelli, medaglia d'oro come vittime del terrorismo, che era presente a quei tragici fatti e che oggi continua il suo servizio a favore della comunità trevigiana con lo stesso orgoglio, con la stessa dedizione con cui ha svolto la sua opera nell'ambito della missione Antica Babilonia. È un obbligo morale, un'assunzione di responsabilità ricordare il sacrificio di questi caduti, che nel contempo significa ricordare l'importanza delle missioni internazionali di pace che sono uno strumento indispensabile per garantire la convivenza pacifica tra i popoli e le nazioni. A volere fortemente la stele il consigliere comunale Davide Acampora. L'impegno non finisce qui, spiega. Come Fratelli d'Italia abbiamo studiato una mozione da presentare in tutte le amministrazioni comunali di Treviso, della provincia naturalmente, per poter far dedicare una strada comunale, un cippo, un monumento come questo qua a Treviso, che è stato un capofila un po' di questa proposta, per poter ricordare in maniera indelebile i nostri eroi di Nassiriya. È un messaggio che vogliamo dare di pace e di speranza, quindi questo ci auguriamo che gran parte delle amministrazioni comunali possano recepire questa nostra proposta. È davvero tutto, ora vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buona serata.